Il crack di BPV? Beh, è stato provocato dalla crisi. Gianni Zonin, davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare, respinge le accuse. Tutto è accaduto a sua insaputa, come i crediti baciati. Io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori della BCE, che ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio. Lo sapeva al mondo tutti tranne che il presidente della Banca Popolare di Vicenza. Dobbiamo prendere atto che non ha l'obbligo di dire la verità come un testimone, ma è semplicemente un'audizione. Quante ore? 3 ore di audizione e anche i non ricordo, anche non so, parlano. Per cui non è finita qui poi, perché stiamo valutando se audire l'amministratore delegato. Polemici i membri della commissione d'inchiesta parlamentare. Gianni Zonin assicura che sulla fusione con Veneto Banca ed Etruria non ci fu nessuna pressione da Banca Italia e proprio sulla fusione con Etruria interviene in audizione anche il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che fa esplodere un'altra bomba. L'allora ministro Boschi avrebbe espresso un quadro di preoccupazione perché, a suo avviso, c'era la possibilità che Etruria fosse incorporata da BPV e questo era di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è l'oro. Intanto in tribunale a Vicenza con oggi sono 5.000 le richieste di costituzione di parte civile. I risparmiatori chiedono di essere risarciti e rispondono così a Gianni Zonin, che anche lui dichiara di aver perso dei soldi in questa faccenda. No, non mi dispiace mica, anzi ho caro di perdere soldi perché non gli mancano i soldi. Non ci resta altro che piangere per lui. Natale. Anche i ricchi piangono. No, godono loro. Noi vogliamo solo indietro i nostri soldi, punto e basta.